benvenuti! Oggi è sabato 8 luglio 2023. Il sole sorge alle 5:46 e tramonta alle 20:23. La luna sorge alle 14:41 e cala all'1:11. Oggi è il giorno di Sant'Adriano. Adriano viene dal latino e si riferisce a Adria, oggi piccolo centro in provincia di Rovigo, ma anticamente un'importante città da cui prese il nome il mare Adriatico. Dunque Adriano significa nativo di Adria. Il suo numero fortunato è il 6, il colore è il blu, la pietra è il topazio e il metallo il platino. Vi sentite stanchi e senza energie? Capisco bene, il caldo di questi giorni ha effetto anche su di me. Però ho un consiglio completamente naturale da darvi. Invece di comprare i classici integratori o bere bevande zuccherate, vi suggerisco di preparare un delizioso frullato o centrifugato con una tazza di spinaci biologici, 3 gambe di sedano, 2 gambe di asparagi e un pomodoro. Questo cocktail energizzante dicono sia il vero segreto per essere sempre pimpanti. Voi provatelo e poi fatemi sapere. Facciamo gli auguri a Donatella Rettore, che oggi compie 68 anni. Da ragazzina ribelle e irriverente viene presa come spalla da Lucio Dalla, che la introduce nel mondo della musica. Lo scorso anno il ritorno a Sanremo con Chimica, in coppia con Dito nella piaga. Auguri anche a Kevin Bacon, attore statunitense che oggi festeggia 65 anni. Nel 1984 i primi lampi di notorietà grazie a Footloose, film cult sui balli giovanili. Lo ricordiamo poi in JFK, Codice d'onore e Apollo 13. Sono 72 invece gli anni per la californiana Anjelica Huston, figlia del leggendario regista John e vincitrice nel 1986 dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il film L'onore dei Prizzi. Tra i tantissimi ruoli anche quello di Morticia nella famiglia Addams. Da giovane è stata modella per Armani e Valentino. In Italia vige il terrore, sono gli anni di piombo e il paese è ancora profondamente scosso dall'omicidio Moro. Sono i tempi in cui viene eletto presidente Sandro Pertini, un uomo diretto e schietto che ha combattuto tra i partigiani e che la gente comune sente vicino. Il 16° scrutinio, l'8 luglio del 1978, è quello risolutivo. Pertini sale al Quirinale con 832 preferenze su 995 votanti, un record di consensi incontrastato. In questi giorni fa davvero caldo, si suda anche stando fermi. Quindi, cosa possiamo fare? Aprire il frigorifero e prendere un bel bicchiere di acqua fresca per rinfrescarci, giusto? E invece no. Secondo la scienza c'è un'altra teoria. Sembra che un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente sia più dissetante di uno freddo. Non potete ancora uscire di casa perché non avete sentito l'oroscopo di Marco Amato, vero? Eccola a voi. Buongiorno ai 12 e buon fine settimana a tutti. Vediamo un po' cosa riservano le stelle. Ariete, la giornata di oggi si caratterizza in una maniera molto romantica proprio perché Nettuno vi ammorbidisce un po' e la luna sta per arrivare. Qualche bel sogno fatto? Qualche voglia di fuga? Una piccola gita romantica? Perché no? Toro, la giornata di oggi vi dà dei sostegni planetari maggiori e qualche problema in meno. Oggi e domani sono 2 giorni adatti finalmente per ricompattare la situazione affettiva. Dai, datevi da fare. Gemelli, la giornata di oggi vi vuole un po' esenti da tutta una serie di mondanità. Non avete voglia, vi siete un po' chiusi emotivamente in se stessi, forse perché vi è bastato il dinamismo dell'inizio della settimana. Adesso allora riposate e caricatevi a qualche cura per il corpo, anche quello va curato, oltre alla mente brillante che possedete. Cancro, giornata veramente molto bella oggi, Luna, Nettuno, Saturno, mezzo planetario e dalla vostra, se in più aggiungiamo anche Giove, facciamo una giornata super fortunata, l'ambizione e l'allegria saranno le dominanti della giornata. Vi raccomando di non esagerare e di non chiedere l'erbavoglio. Leone, giornata interessante oggi che vi mette nelle condizioni di poter fuggire un po'. Anche Marte sembra un po' meno rigido e meno puntuto, quindi lasciate andare e soprattutto siate deduttivi. Fate dire al partner quello che vorreste dire voi.
Vergine, giornata oggi con Luna, Nettuno e Saturno in opposizione. Cari Vergine, seppure siete gli eroi dello zodiaco in questo momento da un punto di vista lavorativo perché state alacremente lavorando, non saranno pochi gli ostacoli che incontrerete e c'è bisogno di un briefing forse e di accordi che riguardano più persone, ma saprete con la vostra diplomazia e la vostra precisione convincere di nuovo tutti. Bilancia. La giornata oggi è una giornata languida, morbida e che ha un dolce segreto da nascondere, magari un segreto affettivo. Cari Bilancia, tenetevelo per voi. Scorpione, giornata oggi con una Luna, un Nettuno, un Saturno che vi rendono di nuovo forti. E allora, questo weekend impiegatevi bene nel rifondare tutta una serie di rapporti sociali che credevate distanti o perduti. Non è vero che non vi si vuole bene, siete viscerali, intensissimi e passionali e quando non ci siete mancate, ricordatelo. Sagittario, una giornata oggi che vede 3 pianeti importanti contro, forse oggi non è il caso di strafare, sicuramente. Potreste rimanerci male per qualcosa detta da una persona a cui volete bene. Non prendetevela però perché è solo un senso protettivo nei vostri confronti. Capricorno, una giornata veramente interessantissima. È un Capricorno che si scioglie in un mare in cui gli è dolce naufragare. Proprio voi che sembrate così rigidi e inarrivabili, oggi vi darete pienamente i sentimenti, anche se in alcuni casi saranno rocamboleschi e segreti. Acquario, a proposito di rocambolesco, la vostra fantasia e il vostro divenire continuo oggi ha possibilità di fare delle vere e proprie magie, stupirete e sarete anche molto ammirati. Voi però avete una maledetta voglia di fuggire sempre, lontano, proprio non ci state a fare le solite cose, anche se alcune vanno fatte e questa settimana avete dato prova di essere delle persone responsabili. Pesci, Saturno, Luna e Nettuno, un tripoludio planetario che si aggancia anche a Sole, a Mercurio e a Giove. Che dirvi se non che oggi potete essere i re dello zodiaco. Buon sabato! Le notti magiche di Italia 90. La Nannini e Bennato, la meteora di Toto Schillaci e la passione travolgente di un paese che spingeva i propri beniamini a cucirsi la 4ª stella sul petto. Doveva esserci l'Italia a giocare quella finale e tutto sembrava andare in quella direzione, finché l'Argentina di Maradona non ha fatto piangere gli azzurri nella semifinale di Napoli. Così a Roma, l'8 luglio del 1990, nell'ultimo atto del campionato del mondo di calcio, si sono sfidati i sudamericani e la Germania. A vivere una notte magica sono stati i tedeschi, vittoriosi con l'1-0 grazie al rigore calciato da Oliver Bierhoff negli ultimi minuti. Come molti sapranno, il titolo stesso della serie è diventato un modo di dire molto utilizzato dagli inglesi. Sto parlando di House of Cards. Infatti la traduzione letterale è una casa di carte. Possiamo anche dire castelli di sabbia. Questa espressione indica chiaramente fare qualcosa senza basi solide, che è quindi destinato a crollare. Ci pensiamo noi a darvi tutte le ultime notizie su attualità, politica e sport. Se siete fuori di casa, seguiteci su YouTube, basta iscriversi al nostro canale Sicilia Play. Giuditta che decapita Oloferne è uno dei soggetti preferiti di Artemisia Gentileschi, la grande pittrice del Seicento che seppe affermarsi in un mondo maschile. Artemisia ci offre una galleria di donne forti, Giuditta, Cleopatra, Lucrezia, Susanna, eroine nella cui determinazione e nella cui sete di giustizia si riconosce. A 18 anni Artemisia era stata stuprata da Agostino Tassi, collaboratore del padre, anch'egli pittore. Violentata, ingannata con una falsa proposta di matrimonio, ha sostenuto con fierezza l'accusa contro l'uomo, sottoponendosi a interrogatori umilianti. E giustizia ebbe, ma solo sulla tela. Il Tassi, anche se condannato, non scontò mai la pena. Artemisia nei suoi dipinti lo consegna a eterna infamia. Ci salutiamo con la frase del giorno: l'inferno è vuoto e tutti i diavoli sono qui.
Grazie sempre a tutti voi telespettatori che ci seguite e dimostrate tutto il vostro affetto. Mi raccomando, ci trovate sempre qui domani con l'Almanacco, che poi ci sono solo io, Naomi, vabbè.